Esce di strada con la moto e finisce nel fiume Bacchiglione. Un 53enne rimane aggrappato alla riva e viene salvato dai sommozzatori dei vigili del fuoco. Troppe manifestazioni in centro a Padova, soprattutto nei fine settimana. I commercianti si lamentano e difendono il diritto di lavorare senza continue limitazioni. Successo per la Monselice in rosa, la gara di mountain bike è andata in scena sui Colli Euganei, 3 perole cadute che hanno richiesto l'intervento del soccorso alpino. Si chiude senza accordo la trattativa nel centrodestra tra Peraro e Conte in vista del ballottaggio a Monselice con Franco Ennio, candidato del centrosinistra. Dalla pavimentazione danneggiata alle infiltrazioni, genitori e insegnanti denunciano il degrado della scuola dell'infanzia Maria Immacolata di Altichero. Sono già più di 4.000 i pellegrini arrivati alla tomba del Santo all'inizio di questa tredicina, la storia di marito e moglie che arrivano da Trento a piedi. Stadio plebiscito esaurito per la finale dello scudetto del rugby in programma martedì. Il comune vara un piano del traffico e dei parcheggi. Siamo andati all'ultimo allenamento. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione padovana di Telenord-Est. In apertura di questo telegiornale la cronaca: esce di strada con la moto e finisce nel fiume Bacchiglione a Ponte San Nicolò, salvato dai vigili del fuoco un uomo di 53 anni. Aggrappato alla riva del Bacchiglione nel buio della notte, nella speranza che qualcuno lo salvasse dopo essere finito nel fiume con la sua moto. È l'incubo vissuto ieri sera a Ponte San Nicolò da un uomo di 53 anni, uscito autonomamente di strada mentre percorreva l'argine in moto, finendo nelle acque del Bacchiglione. L'allarme è scattato intorno alle 22:40 in via Marchioro. A individuarlo sono stati i vigili del fuoco di Padova e i sommozzatori arrivati da Venezia. Il Centauro era in acqua, aggrappato alla riva in una zona impervia e ricca di vegetazione. Il recupero si è rivelato infatti particolarmente complesso a causa del terreno scosceso e del buio. I soccorritori, per salvarlo, hanno utilizzato tecniche speleo-alpino-fluviali e corde di sicurezza dopo aver creato un varco tra la vegetazione. Una volta raggiunto, il 53enne è stato immobilizzato su una barella e affidato cosciente alle cure del suo 118. Sul posto anche i carabinieri di Ponte San Nicolò per tutti i rilievi del caso. Ci spostiamo ora nel centro cittadino perché le due manifestazioni contrapposte di venerdì e sabato della parata del Pride a Padova sono un duro colpo per i commercianti. Questa è la tesi sostenuta da Wanda Pellizzari. Tengo a precisare che assolutamente riconosciamo il diritto a manifestare, ci mancherebbe altro, c'è assolutamente questo diritto, però questo diritto non deve ledere però il diritto sacrosanto che tutti noi abbiamo di lavorare. Abbiamo il diritto, e queste manifestazioni, l'abbiamo detto tante volte, ma da anni che lo diciamo, vengono sempre fatte di fine settimana, quando è l'unico giorno che in teoria si dovrebbe lavorare di più. È un fiume in piena. Wanda Pellizzari, storica esponente dei commercianti del centro. Le manifestazioni di venerdì e sabato, dice, hanno bloccato il commercio nel cuore del centro di Padova. I due presidi contrapposti di venerdì sera e la parata per il Pride di sabato sono un macigno per l'economia di ristoratori e negozianti che lavorano nelle piazze cittadine. Nessuno tiene conto che noi dobbiamo, se non lavoriamo il sabato, che è l'unico giorno in cui magari si pensa di fare qualcosina di più, cosa dobbiamo fare? Ma lo diciamo da tanto tempo, abbiamo detto che appunto riconoscendo il diritto di manifestare si chiedeva, e qui ci sono le firme che abbiamo raccolto firme, fatto proteste, fatto manifestazioni, si chiedeva la possibilità di fare un altro percorso. Esiste il diritto di fare una manifestazione in un percorso che non sia che non leda quello che è il lavoro. Siamo in un periodo assolutamente di crisi, abbiamo i cantieri, la gente non viene più in centro, ci mancherebbe altro. Qualche volta magari di sabato fanno il sacrificio di venire, no, non vengono neanche più perché le manifestazioni impediscono di fatto il diritto al lavoro. Questo è un tema che l'Associazione dei commercianti porta avanti già dal 2016. La richiesta è quella di cambiare i percorsi di queste manifestazioni. Abbiamo tentato in tutte le maniere di raccogliere anche le firme di protesta. Questi sono tutti i commercianti del centro storico che non sanno più nemmeno cosa fare, quindi noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto una richiesta con le raccolte firme portate al questore di allora, del 2016, abbiamo detto guardate che già da allora eravamo stanchi e delusi di quello, perché il diritto al lavoro non viene riconosciuto.
E sono 5 gli incidenti stradali avvenuti questo weekend, alcuni quasi in contemporanea, la maggior parte nell'Alta Padovana, numerosi i feriti di cui uno in gravi condizioni. Raffica di incidenti in poche ore nel Padovano, quasi tutti nell'Alta, il più grave in via Principessa Iolanda a Grantorto, che ha visto coinvolte 2 auto e 7 persone, 4 i feriti, 1 in pericolo di vita. Sul posto la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Cittadella, che ha estratto dall'auto un passeggero, poi affidato alle cure del personale del 118 insieme ad altre 4 persone. Le operazioni sono durate un'ora, sul posto anche le forze dell'ordine per gestire la viabilità, rimasta bloccata per ore. A ricostruire la dinamica i carabinieri di Carmignano, infatti, coinvolti una Fiat Punto guidata da un bosniaco 32enne che aveva al suo fianco la moglie di 23 anni, ora in ospedale, e un cugino 23enne di Vicenza, ricoverato a Padova in pericolo di vita. L'altra auto coinvolta è una Mercedes guidata da un moldavo di 25 anni che non è rimasto ferito e che a bordo aveva 3 passeggere di 25, 20 e 17 anni rimaste ferite. Le 2 vetture si sarebbero scontrate frontalmente e una delle 2 si è anche ribaltata. Incidenti anche a Villanova di Camposampiero con 4 feriti non gravi, coinvolte 4 auto, di cui una è finita ribaltata nel fossato e una sarebbe fuggita. Un incidente nato dal contatto tra le fiancate di 2 autovetture che si sono incrociate lungo una strada stretta. Sul posto carabinieri e pompieri. A Trebaseleghe invece scontro frontale tra 2 auto, una è finita nel fosso, 4 le persone a bordo. Incidente senza feriti a Camposampiero, in via Straelle, e scontro tra una macchina e un furgone ad Anguillara Veneta. I vigili del fuoco di Rovigo hanno estratto i 2 conducenti, rimasti incastrati, e il bilancio è di 4 feriti non gravi. Grande successo per la Monselice in rosa, la gara di mountain bike è andata in scena sui Colli Euganei, 3 però le cadute che hanno richiesto l'intervento del soccorso alpino. 3 gli interventi del soccorso alpino di Padova durante la gara di mountain bike Monselice in rosa che si è svolta tra la città della Rocca e i Colli Euganei. 2 le cadute che hanno coinvolto altrettanti ciclisti con conseguenti trauma cranico alla spalla e contusione. Assistiti da un'infermiera del pronto soccorso alpino, sono poi stati trasportati in ambulanza in ospedale. Più grave, invece, il terzo incidente all'altezza del Monte Fasolo che ha richiesto l'intervento dell'equipe medica e dell'elicottero del SUAM 118 per trasportare il ciclista all'ospedale di Padova. E a Monselice sfuma l'ipotesi di un apparentamento in vista del ballottaggio tra Stefano Peraro e Franco Ennio, l'ipotesi di una coalizione tra Peraro e Fabio Conte, sostenuta tra l'altro dalle segreterie regionali del centrodestra, non si è di fatto concretizzata. A Monselice si chiude senza accordo la partita politica che avrebbe dovuto ricomporre il centrodestra in vista del ballottaggio tra Stefano Peraro e Franco Ennio. L'ipotesi di un apparentamento tra Peraro e Fabio Conte, sollecitata anche dalle segreterie regionali di Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Unione di Centro, non ha trovato infatti un punto d'incontro. L'intesa avrebbe potuto avere un peso significativo nella distribuzione dei consensi e nella futura composizione del Consiglio Comunale, ma così non è stato. Al primo turno Peraro ha ottenuto il 35,9%, Ennio il 33,7% e Conte il 30,4%. Un risultato che avrebbe potuto rendere decisiva un'eventuale convergenza tra le liste escluse dal ballottaggio. Ora lo scenario si sposta sul voto del secondo turno. Il 7 e 8 giugno i monselicensi saranno infatti chiamati nuovamente alle urne. A pochi giorni dal voto decisivo, la sfida tra Peraro e Ennio si gioca quindi anche sulla capacità di intercettare il consenso degli elettori rimasti fuori dal primo turno. Un bacino di voti consistente che diventa ora uno dei fattori determinanti in vista dell'esito finale per la corsa a Palazzo Tortorini. Dalla pavimentazione danneggiata alle infiltrazioni, genitori e insegnanti denunciano una serie di criticità nella scuola dell'infanzia Maria Immacolata di Altichiero a Padova, frequentata da decine di bambini. Questa è la denuncia. Crepe, infiltrazioni e segni di degrado in una scuola frequentata ogni giorno da decine di bambini. È la situazione denunciata da docenti e genitori della scuola dell'infanzia Maria Immacolata di Padova, che accende i riflettori sulle criticità dell'edificio di via Altichiero. Tra i problemi segnalati, il deterioramento della pavimentazione del vialetto d'accesso, macchie e affioramenti sulle facciate. La porta della mia classe, allora, esternamente è così, internamente è il triplo.
E io una crepa del genere ce l'ho anche nel muro che mi divide che mi chiude la classe, dove i bambini con i lettini dormono, quindi non è sicuramente salubre. Abbiamo un problema di pavimento che si alza, abbiamo le bolle che vengono proprio, cioè si è alzato il pavimento e in una classe, addirittura nella classe dei Verdi, si è staccato il pavimento. Condizioni che, secondo genitori insegnanti, interessano la struttura da tempo e che non hanno ancora ricevuto risposte adeguate nonostante le segnalazioni. Noi abbiamo inviato una PEC il 6 marzo. Ovviamente l'amministrazione comunale non si è degnata di dare nemmeno una risposta. Io credo che questo sia proprio l'esempio lampante di quanto questa amministrazione tiene ai giovani, quindi al futuro. Allora, la scuola cade a pezzi, ci sono tantissime problematiche, ma non è l'unica scuola. Abbiamo già fatto segnalazioni in passato di altre scuole e i problemi sono più o meno sempre analoghi, mancanza di manutenzione. La preoccupazione riguarda non solo l'edificio, ma anche gli spazi utilizzati quotidianamente dai bambini, personale scolastico e famiglie. Da qui la richiesta di interventi rapidi e concreti per garantire sicurezza e decoro nella struttura. I nostri bambini trascorrono qui circa 40 ore alla settimana, mangiano, dormono, giocano e devono farlo in degli ambienti che siano sicuri e che siano salubri. E quello che intendiamo fare, visto che non abbiamo avuto una risposta alla PEC ufficiale che è stata mandata, è una raccolta di firme coinvolgendo in primis i genitori della scuola, ma anche la comunità di Atichiero che beneficia di questo servizio, per chiedere degli interventi urgenti. E sono già più di 4.000 i pellegrini che si sono recati alla tomba del santo nei giorni precedenti alla Tredicina, nei primi giorni, della Tredicina, il periodo che precede la festa del santo del 13 giugno. Sono i primi di migliaia che arriveranno a Padova, tra loro anche il signor Fabrizio con la moglie Antonella che partiranno dal Trentino. Un cammino di 6 giorni da Torcegno in provincia di Trento per arrivare alla Basilica di Sant'Antonio il 13 giugno, 130 chilometri nel segno della devozione antoniana. Partenza l'8 giugno dal piccolo comune trentino. Questo il pellegrinaggio organizzato da Fabrizio Paesotto e sua moglie Antonella. Noi siamo molto attaccati a Sant'Antonio, io lo porto nel nome come secondo nome, anche mia moglie fatalità è anche lei Antonella, per cui siamo legati non soltanto sul nome ma anche su quello che Sant'Antonio ha fatto per noi. Io ho avuto una grazia a Sant'Antonio che non racconto ma che però mi ha aiutato molto. Partenza dal comune trentino, proprio dalla cappella risalente al 1652 dedicata a Sant'Antonio, per poi scendere a Primolano, Bassano del Grappa, Piazzola sul Brenta e Campo San Piero, da cui partiranno rievocando il transito che portò il santo all'Arcella. Con i coniugi Paesotto anche 10 dei 600 abitanti di Torcegno. Anche loro sono affascinati dal fatto di poter arrivare a Sant'Antonio, alla Basilica di Sant'Antonio in maniera diversa, che sia la gita turistica, e abbiamo pensato di fare questo pellegrinaggio. Ci siamo creati un percorso che non sia difficilissimo per tutti, perché siamo tutti quanti abbiamo passato i 20 anni per cui ci siamo creati questo percorso, però faremo anche una tappa di 35 km perché dopo nel cammino bisogna trovare dove fermarsi, dove poter dormire. Non c'è più l'accoglienza spontanea, no? Dove sono in un campanello e qualcuno ti dice dormi nel mio fienile, per cui abbiamo dovuto crearci queste tappe. Il signor Fabrizio e la moglie Antonella hanno percorso migliaia di chilometri a piedi dal Cammino di Santiago fino alla Via Francigena, arrivando a Roma, perché camminare è un'esperienza di fede. Camminiamo a fianco per ore senza parlarci, però ogni tanto cosa stavi pensando? La stessa cosa, ci scopriamo che stavamo pensando tutti e due la stessa cosa, e quando arriviamo a casa dopo il pellegrinaggio, il cammino pellegrinaggio, ci resta dentro
ci sta dentro parecchio, cioè riusciamo a vivere, fra virgolette, di rendita di questi momenti, con la fatica, perché quando cammini noi abbiamo lo zaino sulle spalle, per cui 12 kg sulle spalle, il calore, il sole che ti scalda, ma vivi la natura in maniera diversa. E in occasione della Santa Messa di ieri, domenica 31 maggio, che ha di fatto dato il via alle celebrazioni della Tredicina di Sant'Antonio, l'arcivescovo metropolita di Genova, Monsignor Marco Tasca, ci ricorda l'importanza della relazione tra gli uomini e la lezione dei santi Francesco e Antonio. Noi crediamo in un Dio che è relazione, non crediamo in un Dio che è solitudine. Crediamo in un Dio che è relazione. Pensate un po' come Francesco ha voluto che i suoi frati fossero parte di una fraternità. Francesco ha vissuto e ha voluto i frati minori. La fraternità come elemento fondamentale della scelta di vita di Francesco e di Antonio, e come oggi questa sia una caratteristica, un dono che tante persone cercano, la relazione. È davvero bello che oggi questi due santi ci indichino questa via, la via della relazione, dell'importanza delle relazioni, del tener vive le relazioni. Io cito spesso questa frase che mi ha colpito: meglio essere uniti che avere ragione. Brutte notizie per i fan di Claudio Baglioni, che ha annunciato in un video messaggio sui social che si vede costretto a posticipare al 2027 il suo Grand Tour La Vita Adesso per motivi di salute. Proprio in occasione del mio compleanno ho preso un'influenza, siccome non passava ho deciso di fare degli accertamenti e alla fine è venuto fuori che si trattava di una polmonite acuta interstiziale. Queste le parole sui social. Il tour sarebbe partito il 29 giugno da Piazza San Marco a Venezia, tra le tappe anche quella del 5 luglio al Castello Carrarese di Este. Gli organizzatori hanno comunque comunicato che tutti i biglietti già acquistati resteranno validi per le nuove date. Chi invece non potrà partecipare ai concerti riprogrammati avrà la possibilità di richiedere rimborso entro il 30 giugno. E cresce l'attesa per la finale scudetto del rugby, in programma domani, martedì 2 giugno, allo stadio Plebiscito. 8.000 spettatori previsti, varato dal Comune anche il piano del traffico. 8.000 spettatori e stadio esaurito, con la zona nord di Padova sotto pressione per viabilità e parcheggi. Parliamo della finale scudetto del campionato di rugby che vede coinvolte il Petrarca, il Reggio Emilia e soprattutto lo stadio Plebiscito, con poche decine di biglietti rimasti e un pienone che non si registrava da novembre 2022, sempre rugby, test match dell'Italia contro Samoa. Bellissime sensazioni. I bambini che facevano da cornice a questa rifinitura, partita importante, non possiamo negarlo, in casa nostra. Le motivazioni ci sono tutte, sono tante, siamo pronti per domani, alle 6:15 non vediamo l'ora di essere qua con lo stadio pieno. Giusta tensione, ma anche con una notevole serenità, anche perché comunque l'allenatore piuttosto che molti giocatori non sono nuovi a queste situazioni. Il Comune e la Lega Rugby, organizzatrice dell'evento, hanno varato un piano parcheggi, invitato gli spettatori ad arrivare con i mezzi pubblici, in particolare il tram, che ha il capolinea nord a 200 metri dal campo, e attivato numerosi parcheggi scambiatori a partire dal capolinea sud. L'invito anche magari di raggiungere lo stadio utilizzando i parcheggi, di venire anche a piedi. Io verrò per esempio allo stadio a piedi, abito a Ponte Vigo d'Arzere e verrò a piedi allo stadio, insomma, quindi bisogna anche cercare un pochettino di non pensare di venire qua all'ultimo e trovare anche il parcheggio, però insomma il Comune e la Lega su questo hanno lavorato molto bene. Quanto alla partita, tutti si attendono equilibrio. Il Petrarca ha sostenuto l'ultimo allenamento, chiamato Captain's Run, perché per tradizione affidato al capitano e non all'allenatore, con la rosa al completo, e per alcuni sarà l'ultimo saluto prima del ritiro, come per il padovanissimo Luca Nostran. Circa 1500 i tifosi emiliani, il resto saranno sostenitori dei bianconeri. Padova ha risposto al di sopra di ogni aspettativa al richiamo della finale scudetto.
in un periodo del genere, perché comunque è un weekend di ponte, di festa, non mi aspettavo una risposta del genere da parte di Padova, sono contentissimo, spero che sia solo un inizio e che in futuro, nei prossimi anni, continui a essere così. Non vedo l'ora di vedere cosa hanno preparato per domani. Ed è una settimana decisiva anche per la scelta del nuovo allenatore del Calcio Padova. Parla il presidente Alessandro Banzato, che esprime piena fiducia nel direttore sportivo Mirabelli. Il direttore Mirabelli è al lavoro, diciamo che c'è qualche opportunità, ora ne sta vagliando qualcuna, credo che sarà una questione ancora di una settimana, poi il nome del nuovo allenatore verrà fuori. Manca poco per svelare il nome del nuovo allenatore del Calcio Padova, parola del neopresidente Alessandro Banzato. Mandata in archivio la prima stagione in Serie B con la salvezza arrivata con un turno d'anticipo, ora si gettano le basi per la prossima stagione, la prima ad intera gestione Banzato. Il patron di Acciaierie Venete descrive questi mesi alla guida dei biancoscudati come emozionanti. Mesi interessanti, con delle sfide veramente al cardiopalma, però è il bello anche di questo mondo e quando uno ci entra lo sa cosa lo aspetta, però è stato veramente molto interessante, sono molto contento del passo che abbiamo fatto. La nostra parte tecnica è al lavoro per preparare la prossima stagione, che sarà una stagione sicuramente impegnativa. Il campionato di Serie B è un campionato veramente molto impegnativo e per cui siamo già al lavoro per cercare di prepararlo. Per ora sul tavolo del direttore sportivo Massimiliano Mirabelli sono 4 i nomi per sostituire Mister Breda: Giorgio Gorgone, ex allenatore del Pescara, Antonio Calabro, allenatore della Carrarese, con cui ha sfiorato la promozione in B, Michele Mignani, ex allenatore del Cesena, e Luca Gotti, l'ipotesi più suggestiva. Da un primo sondaggio Mister Gotti sarebbe disposto a scendere di categoria. L'ultima parola però sarà di Mirabelli, che ha la piena fiducia della presidenza. Se io scegliessi il nome dell'allenatore del Padova, i tifosi dovrebbero cominciare a preoccuparsi, per cui è meglio che queste cose siano fatte da chi ha le competenze per farle. È una cosa molto importante e delicata e va fatta con competenze veramente serie. E questa era anche l'ultima notizia di oggi. L'informazione di Telenord Est vi dà appuntamento alla prossima edizione. Grazie per esserci stati e buona serata.